Amici di Directa Sport, benvenuti al Palacus di Cagliari per la 13ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Girone Sud va in scena l'attesissimo derby isolano tra Cus Cagliari e San Salvatore Selardus, una partita sicuramente molto intensa che vado a presentare in compagnia di Mauro Mannoni, dirigente responsabile della sezione basket del Cus Cagliari, Marco Mura, presidente del San Salvatore Selardus. Iniziamo proprio da quella che oggi è la formazione ospite, il San Salvatore, che ha fatto sognare i propri tifosi sabato scorso, forse la più bella prestazione degli ultimi anni, che però non è valsa la vittoria contro la capolista imbattuta Campobasso. No, vabbè, dopo un periodo di appannamento, diciamo, siamo partiti bene, poi c'è stato un periodo, forse perché le ragazze non hanno allenato bene, poi si sono riprese sia con la Spezia ma soprattutto con Campobasso hanno fatto un'ottima prestazione. Le ragazze stanno lavorando bene, hanno formato, si sono ritrovate e quindi diciamo ci aspettiamo un futuro un po' più roseo, ecco, rispetto a quello che è stato un periodo di appannamento legato soprattutto alla sconfitta a Roma, meritata perché non c'è stato il giusto atteggiamento come devono affrontare tutte le partite. Arriva da una sconfitta anche il Cus Cagliari, però Mauro Mannoni a Orvieto la sconfitta non è stata la notizia peggiore, probabilmente perché il Cus ha perso Silvia Favento. Vogliamo raccontare cosa è successo e magari tracciare un po' quelle che possono essere le tempistiche di recupero della giocatrice? Sì, è stata una sconfitta con perdite, diceva quello. Sì, purtroppo in un incidente di gioco Silvia Favento ha ricevuto una brutta gomitata al costato e abbiamo riscontrato una frattura di una costola, per cui oggi non sarà in campo e per lei ci sarà un periodo di 20-30 giorni di assoluto riposo, sperando che il dolore passi quanto prima, così che da poter riprendere a fare meno delle attività collaterali. È possibile, chiedo, magari un'occhiata sul mercato per cercare di far fronte a questa emergenza, almeno nell'immediato? No, non è nei nostri programmi. Possiamo parlare anche del momento di squadra, 2 sconfitte consecutive. In precedenza anche il Cus aveva perso contro Campobasso, però la squadra è lì, è ai margini praticamente della zona playoff ed è stata fino a questo momento, lo possiamo dire, una buona stagione. 2 sconfitte, 2 trasferte. Nella prima non ha giocato Striulli perché aveva il collo bloccato e Lussana dopo 5 minuti ha avuto la lussazione della spalla. La seconda l'abbiamo appena detto, magari una delle 2 si poteva prendere, però per come sono andate le cose sono 2 sconfitte che tutto sommato ci stavano. Marco Mura, immagino che per il San Salvatore sia forte la voglia di riscatto anche dopo la sconfitta nel derby su questo campo dello scorso aprile, perché fu una partita incredibile persa al supplementare, e credo che le ragazze ci tengano particolarmente a iniziare dal capitano Anna Lussu, che abbiamo visto in grandissima forma anche sabato. Ma sicuramente le ragazze ci terranno a fare bella figura, ma non ricordando quella partita, perché nel frattempo sono cambiate alcune ragazze e poi diciamo, ogni partita fa storia a sé. Quella era una partita che valeva l'accesso ai play-out, loro hanno vinto, è andata bene, poi noi ci siamo salvati nei play-out, però oggi mi auguro che ci sia la voglia di far bene, soprattutto a prescindere che sia un derby, perché poi le ragazze tra loro si conoscono bene, soprattutto quelle del giovanile escono anche insieme, quindi dico ci sono ottimi rapporti con la società. Sportivamente che vinca il migliore, poi oggi il risultato è aperto a tutti, ecco, quindi va benissimo. Ecco, Ci sono anche tantissime ex da una parte e dall'altra, non è retorica, spesso è anche la realtà. I derby sono partite a parte caratterizzate anche dall'alto tasso di agonismo. Che partita potrebbe venire fuori oggi? Noi abbiamo onestamente una possibilità di rotazioni molto inferiore a loro, cercheremo di mettere aggressività per cercare di rompere un po' i giochi, sperando che l'aggressività si riesca a mettere per tutti i 40 minuti, non avremo molte altre carte. Arioli finché il migliore, lo dico anch'io. Arioli contro Striulli, Kotnis contro Brunetti, davvero duelli infiniti in questa partita molto avvincente. Noi ci fermiamo per qualche spot ma poi torniamo in diretta pronti per la palla a 2.
IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Il 2018 del basket femminile sardo si chiude nel miglior modo possibile, ovvero con il derby tra le uniche due formazioni che quest'anno difendono l'onore dei quattro mori sulla scena cestistica nazionale. Non più un derby con vista sulla salvezza come era stato per esempio sempre su questo campo la scorsa primavera, ma si tratta di una sfida tra due formazioni che nutrono legittime ambizioni di playoff. CUS Cagliari, San Salvatore Selargius, 13ª giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket. Come abbiamo raccontato nella copertina di presentazione assieme al presidente Marco Mura, il San Salvatore si è rilanciato sostanzialmente nel giro di pochi giorni dopo un periodo grigio, un novembre caratterizzato da 4 sconfitte consecutive. Vittoria mercoledì scorso sulla Spezia e impresa sfiorata sabato invece contro la capolista imbattuta Campobasso, vittoriosa solo all'ultimissimo decimo di secondo grazie al miracolo sulla Sirena di Bovo. È stato comunque il miglior San Salvatore della stagione, probabilmente uno dei migliori in assoluto degli ultimi anni. La squadra è ottava con 12 punti, il record parla di 6 vittorie e altrettante sconfitte. Il CUS Cagliari, che invece, come detto con il dirigente Mauro Mannoni, è reduce da 2 sconfitte contro la capolista Campobasso e contro Orvieto, ma è stata una partita che definire atipica sarebbe riduttivo. Infatti a Orvieto il CUS era avanti con merito sul 30-18, poi le universitarie sono crollate dal punto di vista mentale dopo il bruttissimo infortunio occorso a Silvia Favento. Per lei circa un mese di recupero dopo la frattura accusata al costato, e dunque questa sera il CUS dovrà fare a meno di lei. È una partita questa caratterizzata da numerose ex da una parte e dall'altra, due
tra le più importanti sono in campo in questo momento con la divisa giallonera. Si tratta di Federica Brunetti, che è pronta per saltare per la palla a 2, assieme a lei Cinzia Arioli, quindi completa il quintetto schierato da Fabrizio Staico, Anna Lussu, Giorgia Manfrè e Carmen Cicic. Il CUS Cagliari invece si schiera con Rachele Niola, Giulia Ridolfi, che manda subito a segno il tiro da 3 punti, Eugenia Caldaro, Aneta Kotnis ed Erika Striulli. Queste le protagoniste in campo. Il CUS è partito forte, subito fiducia con il tiro dai 6,75 per Giulia Ridolfi. Arioli per il movimento di Lussu, in punta sulle sue tracce c'è Niola, il pallone in post da Giorgia Manfrè, sbaglia l'appoggio qui da sotto la lunga siciliana. Siamo dall'altra parte allora con Erika Striulli, Aneta Kotnis, la finta di passaggio, il movimento dentro di Striulli, quindi Niola oltre l'arco prova a superare nell'1 contro 1 Arioli. Era interessante nelle intenzioni lo scarico per Caldaro, il pallone salvato da Lussu ma concesso solo per un istante al CUS. È pronta la transizione guidata da Cinzia Arioli, il cambio di mano, l'apertura in angolo per Brunetti, morbidissimo a segno il canestro dell'ex Federica Brunetti, per lunghe stagioni protagonista su questo campo con la maglia del CUS anche in Serie 1. È stato un trampolino di lancio per lei per le annate successive, tutte ricche di soddisfazioni. Il CUS che attacca avanti sul 3-2, Striulli gioca a 2 con Caldaro, il tiro da 2 punti è sbagliato, si tuffa per terra Carmen Cicic, riesce a controllare il rimbalzo, quindi Lussu prima con l'idea di accelerare, poi desiste, preferisce lavorare ai 24 secondi. Cicic chiede il pallone sul lato debole, Arioli chiude il palleggio, invece Cicic senza aver bene idea di cosa fare, ne nasce una palla persa evitabile per il San Salvatore, errore da sotto per Caldaro, tiene vivo Kotnis, riapre lo spazio, stavolta Ridolfi non si fida del suo tiro da 3 punti, preferisce andare in penetrazione, fa bene perché firma il +3 il +3 CUS Cagliari, chiedo scusa, sul 5-2, 7,50 per la conclusione di questo primo quarto. Una palla qui sparata sotto troppo forte da Arioli verso Manfrè. E allora altra persa, la seconda consecutiva per il San Salvatore, qualcosa da registrare in termini di precisione offensiva in questo primo periodo. È rimessa dal fondo, offerta al CUS con Niola. CUS che deve lottare in questa fase, come detto, un po' con i problemi fisici, non solo Favento, anche Lussana recentemente non al meglio, non schierata in quintetto quest'oggi, anche Striulli di recente ha avuto dei problemi che non le hanno permesso di giocare in quel di Campobasso. Errore qui per Kotnis, rimbalzo difensivo invece conquistato da Giorgia Manfrè. Anna Lussu ha chiamato il gioco offensivo in mezzo angolo, chiedeva il pallone, Brunetti va in penetrazione prendendo molto bene il centro dell'area, Cinzia Arioli per il San Salvatore. Ora sul -1, 5-4, in punta c'è Brunetti accoppiata con Kotnis, si va in angolo da Niola, pallone sparato dentro molto bene per il taglio di Caldaro che però si divora il canestro, poi comunque induce all'errore Anna Lussu, dunque fa una cosa positiva in questo caso la giocatrice del CUS. Propiziata questa rimessa in zona d'attacco, Striulli in post da Kotnis, buono il giro dorsale su Brunetti, pallone riaperto, ancora Niola che deve trovare soluzioni, stava scadendo il cronometro di 24, il suo tiro si infrange sul primo ferro, il San Salvatore è pronto a ripartire. Arioli per Brunetti, il tiro dalla media molto corto, forse anche sporcato, sbaglia Manfrè, torna Brunetti che va a questo punto a prendersi il fallo che le permetterà di andare in lunetta con 2 tiri liberi. Sono i primi della partita per Federica Brunetti, diverse stagioni per lei, come detto. Al CUS Cagliari, tutte molto produttive. Primo libero a segno, siamo in parità stavolta, quota 5. Secondo libero anche questo realizzato da Brunetti e allora vantaggio
per la prima volta in questa partita sul 6-5, 6-20 invece per chiudere il primo quarto. C'è Kotnis, l'end off per Striulli, penetrazione da sinistra con errore, rimbalzo difensivo per Brunetti, prova a correre in transizione Arioli, espone però il palleggio, le mani di Striulli sono rapidissime, il possesso viene conservato dal San Salvatore ma solo per un istante. Contropiede 2 contro 0, Niola facilmente a segno per il controsorpasso sul 7-6. Partita equilibratissima fino a questo momento. Manfrè, il movimento di Arioli, il taglio davvero notevole qui di Brunetti, totalmente perso però da parte di Kotnis, che poteva fare senz'altro meglio sul movimento della avversaria. Backdoor di Kotnis che prova a rifarsi, infatti beffata Brunetti, l'avevamo citato del resto, questo duello ci immaginavamo che sarebbe stato tra i più interessanti della gara. Eccole ancora a duellare Brunetti e Kotnis, c'è un altro backdoor stavolta di Lussu, il piazzato a segno per Lussu, una delle giocatrici più in forma del momento in casa San Salvatore, lo ha dimostrato contro Campobasso, una prova davvero maiuscola per lei, non solo in termini di punti realizzati ma soprattutto in termini di leadership nel momento cruciale della partita. Giocano a 2 qui Niola e Kotnis, rolla dentro Kotnis, Niola preferisce andare in penetrazione, perde però il controllo del pallone che sarà a disposizione del San Salvatore per la rimessa dal fondo del campo. 4:52, dunque abbiamo superato la metà del primo quarto con le ospiti che sono avanti di 1 punto e sono avanti anche in classifica, lo ricordiamo, di 2 punti, 12 per le Selargine, 10 per le Cagliaritane. Allora vedremo se il San Salvatore riuscirà a rilanciarsi ulteriormente in zona playoff. Pallone perso da Arioli e perso anche da parte del CUS, non mancano di certo gli errori da una parte e dall'altra in questo inizio di gara, errori offensivi, spesso passaggi un po' affrettati, qualche distrazione di troppo. Prova a rifarsi ora Arioli che va a gestire questo possesso d'attacco per il San Salvatore. Gira sul perno, si apre Brunetti, pallone subito sotto per Manfrè, cerca un gioco particolarmente interno in questo avvio il San Salvatore per cercare di far valere ovviamente la stazza fisica non solo di Federica Brunetti ma anche di Giorgia Manfrè, proprio sollecitata spesso e volentieri in posizione profonda. Rimessa dal fondo Arioli. Prima però c'era il fallo di Kotnis su Manfrè, se non abbiamo interpretato male il fischio, esatto, è proprio così, c'è il fallo di Aneta Kotnis. Andiamo a dare un'occhiata al tavolo perché è già il secondo della partita di Aneta Kotnis e dunque c'è bisogno di ricorrere al cambio per il CUS Cagliari con l'ingresso di Chiara Lussana. Sostanzialmente ci sono soltanto dei numeri 4 a disposizione, diciamo così, per Federico Sciascia. In questo momento Caldaro e Ridolfi hanno sulle loro spalle l'intero peso del reparto lunghe del CUS Cagliari, non possono avvalersi, come detto, dell'apporto di Favento. Il tiro dall'angolo di Caldaro a segno da 2 punti. 11-12, accorcia subito il CUS sul -1, cercando di fermare subito sul nascere il tentativo di allungo del San Salvatore. Prova la ricezione in post basso Manfrè, c'è il piazzato dalla media invece da parte di Cicic con errore, mani fredde per lei in questo avvio di gara. Lussana in penetrazione andando a sinistra molto bene Chiara Lussana. Coach Staico ne ha visto abbastanza da parte della sua difesa, va a chiamare il time out che giunge a 3 minuti e 28 secondi dalla prima sirena. Il CUS Cagliari è avanti sul 13-12, partita che è andata un po' a fiammate. Bene il CUS in avvio, c'è stato il San Salvatore subito capace di controsorpassare, equilibrio, poi ora il CUS nuovamente avanti. CUS che in questa fase deve amministrare, ricordiamo, Aneta Kotnis, subito 2 falli spesi in questo primo periodo di gioco, allora non si può scherzare
coach Sciascia la deve tenere sotto controllo dal punto di vista disciplinare. È stato un primo quarto caratterizzato anche da varie palle perse. Vedremo se riusciranno a porre rimedio. Ora al rientro in campo le squadre, il Cus che torna con Striulli, Niola, Ridolfi, Caldaro e Lussana. Per il San Salvatore invece Manfred, Arioli, Lussu, Brunetti e Cicic. Queste le 10 giocatrici in campo. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per il San Salvatore. Sarà Carmen Cicic a eseguire il movimento di Lussu, a smarcarsi, allunga la difesa il Cus. Ha cercato qui la squadra universitaria di mettere un po' di pressione sulla rimessa dal fondo delle Selargine, che ora attaccano con Arioli. Chiede il pallone Cicic, pick and roll Arioli, Brunetti e poi palla in post da Brunetti, riapre per Lussu, extra pass per Manfred, ma aveva capito tutto in anticipo Striulli, apre lo spazio per Lussana che qui non tira e fa male perché non c'era il tempo di gioco per un altro passaggio. Sotto stava per mettere a repentaglio questa chance offensiva. Il Cus ci potrà comunque riprovare con la rimessa da fondo campo. Ridolfi per Striulli, chiede il pallone Lussana, circolazione sul perimetro senza ritmo. Ridolfi stavolta va sul primo ferro. 2:53 per chiudere il primo quarto, con Lussu che attacca per il San Salvatore. Il suo palleggio, il tentativo di backdoor invece di Brunetti. Cicic guarda il canestro e prova ancora il tiro da tre, anche stavolta senza fortuna, ma paga dividendi il lavoro là sotto di Giorgia Manfred. Prima il rimbalzo d'attacco, poi il lay-up, dopo peraltro anche l'ottimo smarcamento della giocatrice siciliana, e dunque San Salvatore ancora in vantaggio sul 14-13. Striulli, il blocco di Ridolfi, tentativo da tre ancora di Ridolfi, stavolta va dentro. Diverse soluzioni dall'arco per Giulia Ridolfi, stavolta ha trovato la giusta misura. Qui rischia Arioli su Striulli, il fallo però lo ha subito la giocatrice nativa di Magenta. Protesta il capitano del Cus Cagliari. Da tenere d'occhio il duello Arioli-Striulli che promette scintille. Cicic, la ricezione disturbata da Lussana. Ancora la giocatrice in canotta numero 4 che qui va a servire Arioli. Mette il pallone per terra, non c'è spazio per il tiro contro Striulli, ma se lo inventa comunque, va a segno di talento puro Arioli per la parità a 16. Primo quarto ancora sul filo dell'equilibrio. Qui a Saduchessa attacca il Cus, Niola in angolo, anche lei ci prova da tre e anche lei va a segno. Percentuali tutt'altro che disprezzabili per il Cus in questo avvio di partita, mentre si prepara l'ingresso in campo di Saia. Spalla persa per Lussu, in questo caso protesta, avrebbe voluto la rimessa. E allora va a riposare Striulli, impegnata nell'estenuante duello con Arioli. Dentro Saias, giocatrice originaria di Assemini che avete già visto in Serie A2 con la Mercedes Alghero. Quest'anno l'approdo con la formazione universitaria. Eccola a gestire questo possesso. Si tratta di una classe 2001, dunque giocatrice molto giovane. Niola, un'occhiata al taglio di Lussana, oltre l'arco c'è ancora Saias, è pronto il blocco di Caldaro, il gioco a due e poi Niola per Ridolfi, penetrazione centrale sotto mano con errore per Ridolfi, anche lei è una ex di questa partita portata in Sardegna proprio dal San Salvatore Selargius. 6 mesi per lei senza incidere troppo. Intanto altro canestro dall'arco per il Cus, attenzione allo strappo ora sul 16-22 più 6, massimo vantaggio per le padrone di casa con una fiammata dall'arco dei 3 punti. Cicic per Lussu, Manfred chiede il pallone al tiro da 3 punti del Cus Cagliari. Il San Salvatore vuole opporre il gioco vicino a canestro, bello qui il movimento di Cicic, non c'è il fallo, scade il cronometro dei 24. Altri segnali positivi dalla difesa del Cus
mentre Staiko in panchina protesta, avrebbe voluto un fallo e non aveva tutti i torti probabilmente il tecnico del San Salvatore sulla penetrazione di Cicic. Allora Ridolfi, il Cus per chiudere bene, per chiudere ancora meglio anzi questo primo periodo. Lussana, palleggio, arresto e tiro, il pallone viene accolto dal ferro. Attenzione a questo parziale che ora diventa molto importante da parte del Cus. Prova a risolvere Lussu con decisione ad attaccare Sayas qui nell'1 contro 1, evidentemente riconosciuto un po' come l'anello debole tra virgolette di questa difesa in questo momento della partita per il Cus, puntata in velocità da Lussu in lunetta. 7 secondi dal termine del primo quarto, il primo tiro libero va dentro per Lussu. 24-17, canestro utile quantomeno per interrompere l'emorragia, errore col secondo. Allora ci sono 4 secondi ancora a disposizione per la preghiera del Cus, andrà a prendersela Lussana, non c'è tempo per Ridolfi, termina il primo periodo, davanti c'è il Cus sul 24-17. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Sta per iniziare il secondo quarto di gioco a Saduchessa, un'occhiata anche alle statistiche. Miglior marcatrice per il San Salvatore fino a questo momento Federica Brunetti con 6 punti, per lei ci sono anche 3 rimbalzi. Dall'altra parte a pari merito a quota 8 ci sono Rachele Niola e Giulia Ridolfi. Il Cus Cagliari ha tirato con 4 su 7 da 3 punti nel primo periodo, molto bene dunque da questo punto di vista la squadra di Federico Sciascia. Dall'altra parte non ha avuto fortuna il San Salvatore, 0 su 1 dall'arco, 7 su 11 da 2 per la squadra di Staiko, che ha cercato di affidarsi, come più volte sottolineato, soprattutto al gioco interno. Lussana, quindi Sayas per questo possesso offensivo del Cus. Striulli, il movimento di Caldaro, seguita da Brunetti, consegnato per Sayas. Ancora Ridolfi, prova a battere Brunetti nell'1 contro 1, quindi Caldaro per la linea di fondo, ottima di Striulli, attacca con grande fiducia. Ora il Cus, altri 2 per il più 9, 26-17. Qui un passaggio da dimenticare per Lussu, corre in contropiede Caldaro che va a prendersi il fallo. 2 tiri liberi per Eugenia Caldaro, ancora momento di difficoltà per il San Salvatore, sta per entrare Delia Gagliano. (10-1) di parziale per il Cus in questo momento, eravamo in parità a 16 e poi questo break irresistibile allungato ora a cronometro fermo da Eugenia Caldaro. Più 10 per la prima volta, doppia cifra di vantaggio per il Cus, più 11, 28-17, quando il primo quarto è iniziato a poco più di 30, il secondo quarto è iniziato da poco più di 30 secondi. Francesca Mura per Federica Brunetti, il movimento ancora di Mura
in mezzo alle gambe Cicic, vuole battere Lussana nell'1 contro 1 ma espone troppo il pallone, recuperato da Striulli, chiude il palleggio, va per Lussana, fa saltare Cicic, stoppata qui per la croata con recupero in qualche modo. Lussana poi sfortunata. Altra sostituzione, c'è Katrin Stoichkova per Carmen Cicic in casa San Salvatore. Si cerca di mulinare anche la panchina per trovare soluzioni dopo questo inizio non semplice da parte delle Selargine. Movimento di Stoichkova, Brunetti chiede il pallone, accoppiata con Ridolfi, potrebbe attaccarla dal posto, si va invece da Stoichkova, palleggia, arresto e tiro, a segno subito un'ottima giocata nella partita della giocatrice di origine bulgara. 28-19, 8:30 per la pausa lunga, attacca il Kus con Ridolfi, chiude il palleggio troppo presto, attenzione perché c'è una gomitata sul volto del tutto fortuita ai danni di Federica Brunetti, che resta a terra. Il gioco viene interrotto e arriverà anche l'intervento da parte dello staff medico probabilmente del San Salvatore. Intanto c'è stata una sostituzione con l'uscita di Lussana e il ritorno di Niola. Deve uscire Brunetti, torna Manfrè. Forse un piccolo taglio alla bocca per lei, ma siamo certi che tornerà in campo presto. Saias a rimettere verso Striulli, attacca subito Gagliano, palleggio, arresto e tiro con errore, Tepauta rimbalzo di Ridolfi, sfera però controllata da Stoichkova, cerca e trova Lussu. Il San Salvatore per tornare a contatto, ancora Lussu, il blocco portato da Mura che poi si apre in punta, pallone che arriva troppo presto, questo per Gagliano, ancora un recupero per il Kus, molto bene anche dal punto di vista difensivo. Caldaro non trova la forza nella parte alta del corpo per concludere a canestro, qui il Kus chiede a gran voce una infrazione di passi da parte di Stoichkova che non viene ravvisata. Errori su errori nuovamente dopo una fase a cavallo tra primo e secondo quarto che invece era stata anche avvincente dal punto di vista del gioco. Siamo sul 28-19, dunque più 9 in favore di chi difende. Lussu attacca ancora Saias, riapre per Gagliano. Giocatrici un po' ferme qui nell'attacco del San Salvatore. Gagliano cerca di battere Caldaro nell'1 contro 1, la mette quantomeno in difficoltà e la costringe a spendere questo fallo. Sta tornando Kotnis per il Kus, va a rilevare Caldaro. Ricordiamo la giocatrice polacca gravata di 2 falli. Rimessa in attacco per il San Salvatore verso Lussu, Stoichkova, c'è il movimento di Mura, riceve in questo istante, punta alla linea di fondo, arriva l'aiuto difensivo competente di Ridolfi, da 3 Gagliano sul secondo ferro, rimbalzo offensivo però preziosissimo ancora per Francesca Mura, dentro da Gagliano, si fa largo a sportellate contro Striulli, sbaglia però un canestro che sembrava abbastanza facile, si dispera Fabrizio Staiko, assieme a lui anche il vice Lello Asunis, mentre Federico Sciascia ha chiamato un altro cambio. Sta per arrivare il momento di Valentina Zucca, altra giovanissima, classe 2001, per rilevare Sara Saias. Ha fatto comunque il suo in questa prima apparizione in partita. 7 minuti esatti per la conclusione del secondo quarto, con Erika Striulli a chiamare lo schema 2 nell'attacco del Kus. Il movimento di Niola, quindi Valentina Zucca si butta dentro in penetrazione appoggiando al vetro, fatto tutto molto bene in questo caso da Zucca, trova così i primi 2 punti della sua partita, più 11 Kus, 30-19 consegnato per Arioli. Si apre Gagliano, giocata di pick and pop, poi non tira Gagliano, preferisce andare dentro le maglie della difesa del Kus, però sono chiusissime qui, tanta sfortuna per Arioli, il pallone era praticamente entrato, poi invece decide di uscire. Ancora chiamata 2 per il Kus contro la zona del San Salvatore, prova questa carta coach Staiko,
si va sotto da Kotnis, fuori da Ridolfi, il palleggio, poi il tiro sul tabellone per Ridolfi che cercava anche un fallo non ravvisato dalla coppia arbitrale composta da Chiara Consonni e Francesco Belisario Di Luzio. Stoichkova attacca il centro dell'area, fuori per Mura da 2 punti, sbagliato rimbalzo di Ridolfi, molto attiva in questo inizio di gara, ci tiene a far bene di fronte alla sua ex squadra. Stavolta la chiamata è testa e arriva direttamente dalla panchina. Interruzione qui del gioco, attenzione, dovrebbe essere arrivata l'infrazione di 8 secondi per Striulli, una disattenzione per la giocatrice veneziana classe 1990. Arriva a 5 minuti e 40 secondi dal termine del secondo quarto. Il San Salvatore ha l'opportunità ora di interrompere un po' questo momento di difficoltà, deve trovare continuità dal punto di vista offensivo e difensivo. Qui però c'è ancora un errore per Arioli, chiamata a testa per Striulli. Il San Salvatore si schiera ancora a zona, qui Arioli va a sradicare il pallone dalle mani di Valentina Zucca, poi subisce il fallo della stessa giocatrice in canotta numero 9. Buono il primo attacco del CUS contro la zona del San Salvatore, poi 2 giocate invece meno positive. Gagliano, Stoichkova, vedremo se alla lunga questa arma si rivelerà produttiva per il San Salvatore, che qui riesce a realizzare con Manfred da sotto per il -9, 30-21. Niola per Ridolfi, almeno nelle intenzioni, c'è il recupero di Arioli che però non riesce ad andare a concludere. Time out in campo, partita molto intensa, così come ce la aspettavamo. Energico il time out di Fabrizio Staico. San Salvatore e CUS che tornano in campo, 4 minuti 44 secondi al termine del secondo periodo. Rimessa in attacco per le giallonere, si smarca Gagliano, riceve oltre l'arco, un'occhiata dentro ancora per Manfred, subito l'aiuto di Zucca, ma qui il pallone circola benissimo nell'attacco del San Salvatore, premiata la penetrazione di Stoichkova, o meglio il taglio di Stoichkova, a segno con il -7, 30-23. Zona fronte pari sempre per il San Salvatore, con Kotnis che provvede al consegnato verso Niola, il tiro un po' forzato qui da parte del ex giocatrice di Vigarano tra le altre. Allora Arioli, quindi Mura scarica verso Gagliano, cerca di prendere il centro dell'area, vorrebbe girare sul perno, Gagliano finisce per deragliare completamente con il pallone in mano, ma ha comunque la lucidità di riaprire. Un secondo al termine dei 24, Arioli con un altro tentativo qui di miracolo dopo quello realizzato in precedenza, non è altrettanto fortunata, e allora con 3 minuti e 50 secondi a giocare nel secondo periodo il CUS Cagliari ha una nuova chance offensiva con Striulli per Ridolfi, un'altra licenza qui offensiva per Giulia Ridolfi, soltanto il tabellone per lei. Stoichkova prova anche lei ad andare al cuore dell'area, non riesce a segnare ma guadagna comunque questa rimessa da fondo campo. Sostituzione CUS, Ridolfi probabilmente ha perso un po' di lucidità negli ultimi attacchi secondo il proprio allenatore, e allora la richiama in panchina. Al suo posto c'è Eugenia Caldaro. Mura non riesce a passare lungo la linea di fondo, non desiste, qui viene fermata però efficacemente da Caldaro, contropiede CUS, Caldaro a segno da sotto, corre il campo molto bene, lo sa fare del resto la giocatrice vicentina. Siamo già dall'altra parte con la fuga di Stoichkova per Gagliano. Mura, tantissimo spazio da 3 per lei, tiro corto però
buon momento per Francesca Mura con il tiro da fuori, lo ha dimostrato nel corso della partita contro la Spezia. Qui un altro palleggio, arresto e tiro molto ben eseguito da parte di Valentina Zucca, mentre sta per tornare Federica Brunetti per il San Salvatore. Stoichkova sta per entrare anche Denise Pin. Gagliano si apre per ricevere, Mura però preferisce andare dall'altra parte da Manfrè. Un pallone qui rischiosissimo, recuperato comunque da Arioli, che si deve inventare qualcosa, cerca sotto Gagliano, altro errore, altro attacco che naufraga per il San Salvatore. Eccolo qui il doppio cambio con Pin ora in regia assieme ad Arioli. Brunetti va sotto, Gagliano non è riuscita a incidere come avrebbe voluto in questa sua prima apparizione in partita. Il Cus è tornato dunque sul più 11 con questo nuovo break di 4 punti, 34-23. Ultimo canestro realizzato contropiede da Eugenia Caldaro. Striulli contro Denise Pin, è pronto il blocco di Kotnis, pick and pop con Kotnis che tira cortissimo, allora rimbalzo lungo che è preda di Pin, deve evitare frenesie la giocatrice del San Salvatore, che qui preferisce ragionare. Gioco a 2 tra Arioli e Manfrè, anche Manfrè però sbaglia con questo tiro dalla media distanza, abbastanza sconsolato il tecnico Selargino, comanda comunque ancora questa difesa a zona. Niola, Striulli, quindi Valentina Zucca, si ragiona contro questa proposta difensiva del San Salvatore, lo si fa ancora bene, pallone sotto, gran scarico di Striulli per Caldaro, 36-23 e il massimo vantaggio, e altro recupero qui per un'indemoniata Striulli, gira sul perno, forse anche un passo in più. Qui è corretta la lettura arbitrale sulla virata di Striulli prima del movimento della propria playmaker. Sciascia chiedeva un fallo che però non è stato evidenziato dagli arbitri. Proseguono le proteste da parte del tecnico della squadra di casa, mentre il San Salvatore ha sostituito Katrin Stoichkova con Anna Lussu, dunque tornata tra le protagoniste in campo. 1 minuto 21 secondi per la pausa lunga. Derby finora di marca universitaria, più 13 come detto, massimo vantaggio per il Cus. Lussu, il palleggio aperto, mentre Manfrè è impegnata nel corpo a corpo con Caldaro. Ancora Lussu sul lato debole, prova a smarcarsi Arioli, eccola a ricevere in questo momento. Qui il pallone sotto, ancora bene per Manfrè, e ancora la mission, diciamo così, del San Salvatore è chiara ed è quella di andare a giocare per le proprie lunghe. Kotnis per Zucca tra le più positive in questo bel primo tempo del Cus. Niola, penetrazione andando a sinistra, tiene il contatto ma sbaglia, ottimo lavoro a rimbalzo per Aneta Kotnis, più energia in questa prima metà di gara senza ombra di dubbio per il Cus. Lussu va lunghissimo con il tiro dal mezzo angolo. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi del secondo quarto. Striulli 38-25, dunque ripristinato il più 13, massimo vantaggio per le universitarie. Striulli gioca a 2 ancora con Kotnis, chiude il palleggio, il tiro dalla media, segno per Kotnis, più 15 con la firma polacca in questo caso per le universitarie. Errore qui ancora marchiano per il San Salvatore, che dimostra di non essere ancora mentalmente sul pezzo. Arioli non si avvede che stava scadendo il cronometro del secondo quarto. Il pallone che muore nelle sue mani, termina dunque il primo tempo. Cus meritatamente avanti sul più 15, 40-25. Il derby però è ancora lunghissimo e vi invitiamo a seguirlo ancora con noi. Saremo ancora in diretta tra 10 minuti. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco.
Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Siamo tornati in diretta da Sa Duchessa, sta per iniziare il secondo tempo del derby sardo, 13ª giornata del campionato di Serie 2 femminile di basket Girone Sud, l'ultima del 2018. È stato un derby fino a questo momento di marca Cussina, bella prestazione di squadra a suggellare questo meritato più 15, 40-25 e anche la distribuzione dei punti nel tabellino delle universitarie la dice lunga sulla buona prestazione, insomma, nei primi 20 minuti di gioco. Ci sono 8 punti per ben 3 giocatrici, si tratta di Rachele Niola, di Giulia Ridolfi e di Eugenia Caldaro, sono 6 per Kotnis, quindi ci sono i 4 di Valentina Zucca, molto bene in uscita dalla panchina, bene anche Lussana, pure lei a quota 4. Dall'altra parte il San Salvatore oppone i 6 punti delle due lunghe, Giorgia Manfrè e Federica Brunetti. San Salvatore che, ripetiamo, sta cercando di opporre il proprio gioco interno alla freschezza nelle esterne del CUS, ma il piano sta riuscendo soltanto in parte e qui il San Salvatore non si presenta bene nel terzo periodo. Subito un'altra sanguinosa palla persa, Kotnis qui stoppata praticamente dal ferro, poi Niola con la solita energia a recuperare il pallone, chiamata a pugno per Striulli, stavolta attacca con pazienza il CUS che vuole raggiungere il San Salvatore in classifica, sempre zona in apertura di terzo periodo per il San Salvatore. Niola da sotto, errore, rimbalzo difensivo per Manfredi. San Salvatore che ha avuto la meglio sotto le planche nei primi 20 minuti, 19 rimbalzi conquistati contro i 14 delle universitarie. Palla persa ancora, Striulli prova a concludere da sotto, fermata regolarmente da Lussu, anche se avrebbe probabilmente gradito un fallo. È un altro dato emblematico del primo tempo, 14 palle perse per il San Salvatore contro le 6 del CUS e, come già evidenziato, il secondo tempo non è iniziato molto meglio, insomma, per il San Salvatore. Ridolfi ha avuto ritmo finora col tiro da 3 punti, andiamo a vedere il dato, 2 su 3 dai 6,75 finora per lei. Qui però è arrivato il secondo errore, Manfreda sotto, ancora un tiro in reverse, l'abbiamo vista realizzare spesso e volentieri con questo genere di soluzione finora, ma non è fortunata. Si rimane sul 40-25, ancora non si è segnato in questo terzo quarto, sempre più 15 per chi attacca del CUS Cagliari. Ridolfi per Kotnis, quindi Niola riceve il consegnato, mette il pallone per terra, Niola sta scadendo il cronometro dei 24, il tiro in allontanamento è sbagliato e allora Manfrè prova a far ripartire l'azione della sua squadra. Arioli attacca Niola, c'è l'aiuto di Kotnis, Brunetti alto-basso per Manfrè, ancora ricezione però non completata, palla persa. San Salvatore dovrebbe essere la 16ª nella partita. Caldaro fermata fallosamente da Carmen Cicic che cerca di entrare in partita in questo terzo quarto, è andata a spendere il secondo fallo personale, anzi il primo fallo personale della sua partita. Sono liberi per Eugenia Caldaro che era in azione
di tiro. Caldaro ha tirato con 3 su 8 dal campo fino a questo momento, qualche errore probabilmente di troppo da sotto, ma non ha fatto mancare il suo apporto in termini di energia. Primo libero a segno, il secondo danza lungamente sul ferro, poi esce, ma 1 su 2 basta per regalare al Cus il nuovo massimo vantaggio in questa partita sul più 16, 41-25. Lussu per Manfrè, prova a smarcarsi Brunetti, marcata da Kotnis, riceve oltre l'arco invece Lussu, il pallone per Carmen Cicic. Il San Salvatore non sembra assolutamente avere ancora le idee chiare in zona d'attacco. Manfrè provava a risolvere ancora una volta con questo rimbalzo d'attacco, c'è il fallo, ci sono 2 liberi per la giocatrice ex Palermo, ma quanta fatica per le giallonere per riuscire a produrre un attacco, un pizzico di ritmo. Manfrè segna il primo, è lei che sta tenendo in piedi il San Salvatore, a fronte anche di una giornata fin qui non brillantissima da parte di Brunetti, che cercherà senz'altro di salire di colpi. Ricordiamo Brunetti uscita per qualche minuto nel corso del secondo quarto a causa di una botta ricevuta al volto, nulla di grave comunque per lei. Niola dal palleggio, mano sinistra, si palleggia su un piede, quindi si tuffa sul pallone Brunetti. Eccolo il recupero e Cinzia Arioli dall'altra parte, grande ex di questa partita assieme a Federica Brunetti. Qui Arioli spara pallone troppo potente per poter essere ricevuto da Carmen Cicic. Vedremo se Staiko provvederà a chiamare un altro time out. Fase ancora di confusione per le giallonere. Torna Lussana, esce Niola. Difficile trovare fin qui delle note non positive nella partita del Cus, che ha interpretato in qui molto meglio rispetto al San Salvatore i temi del derby. Ridolfi ancora con un piazzato preso comunque bene in uscita dal blocco. Allora Arioli, l'uscita qui di Cicic, fa vedere anche Lussu, fischio lontano dalla palla, sanzionata la difesa di Eugenia Caldaro, troppo fisica a giudizio degli arbitri su Giorgia Manfrè, a lavorare costantemente nel pitturato per il San Salvatore. Questa l'arma principale in questo derby per le giallonere. Palla subito sotto per Manfrè, stavolta colpevolmente persa. Il San Salvatore riesce un po' a trovare un canestro facile finalmente dopo lungo tempo. Siamo sul 41-29, sempre in favore di chi attacca. Kotnis lascia il consegnato nelle mani di Striulli. Il tiro dalla media, segno, morbidissima esecuzione di Erika Striulli. E non ci sono assolutamente segnali di cedimento per il Cus. Arioli, il movimento di Cicic, eccola a ricevere la giocatrice di Osiek, servito il backdoor di Brunetti, quindi il tiro dall'angolo di Lussu sbagliato. Brunetti lavora bene al rimbalzo, stavolta contro Kotnis, riesce ad appoggiare al vetro in maniera vincente per il meno 12, 43-41. Il lavoro qui di Cicic è produttivo, riesce a salvare il pallone, attacca Arioli, piazzato dalla media, lungo, Brunetti tocca a rimbalzo verso Lussu, attacca ancora il San Salvatore, post basso per Brunetti, il fade away contro Kotnis, un cross per Brunetti che ancora stenta a trovare fiducia nella metacampo d'attacco. Siamo quasi alla metà del terzo quarto. Il Cus attacca con Aneta Kotnis, perso però qui il pallone, e allora il San Salvatore può cercare di approfittarne, sempre con Arioli. Lussu guarda il canestro, guarda la posizione di piedi di Striulli, quindi Cicic si aiuta anche col braccio esterno rischiando qualcosa su Ridolfi, che comunque secondo gli arbitri è andata a commettere questo fallo e non a riceverlo. C'è il time out chiamato da Federico Sciascia, ha visto evidentemente qualche palla persa di troppo da parte della sua squadra, capace di arrivare sul più 16 nel corso di questo terzo quarto. Il San Salvatore ora
sta provando a risalire la china, ora sul meno 12, 43-31, 4,53 alla conclusione del terzo quarto. Lussana, Caldaro, Striulli, Ridolfi e Kotnis per le universitarie al rientro in campo dopo il time out di Sciascia. Il San Salvatore invece si ripresenta con Cicic, Manfred, Lussu e Arioli. Manca all'appello Brunetti, che arriva in questo momento, ha indossato un paradenti, evidentemente condizionata ancora un po' da quella botta alla bocca subita nel corso del primo tempo. Arioli contro Striulli, ancora il palleggio aperto con la mano sinistra, Lussu in punta, prova a mettere in difficoltà Lussana, che però si tuffa sul pallone, va un passo dal recupero. Sarebbe stata una gran giocata difensiva questa da parte dell'ex Fassi Albino, che in qualche modo propizia il recupero di palla da parte della sua squadra. Lussana rimette verso Striulli, 4,37 per chiudere il terzo quarto, con il Cus avanti sul più 12, 43-31. L'uscita di Kotnis che va a bloccare poi il cambio difensivo accettato da Brunetti. Vediamo se Striulli attacca il mismatch, preferisce andare da Caldaro, che a sua volta poteva attaccare Lussu, ma Lussu ha tenuto bene difensivamente. Tiro scomodo per Ridolfi, sbagliato, ma c'è ancora Eugenia Caldaro ed è evidente la differenza di energia, di concentrazione in campo in questo momento. Non sarà senz'altro felice il tecnico del San Salvatore. Manfred, backdoor di Lussu, scarica in angolo da Brunetti. Il tiro anche qui difficilissimo per Brunetti in corsa, sbagliato, recupera qui il Cus con Striulli, prova l'esitazione qui per mandare a vuoto. Cicic fa tutto bene, ancora Striulli perché trova il fallo, sta tornando Francesca Mura, cerca di giocarsi un po' tutte le sue carte. Staico, Arioli, in cui senza troppo successo in questo derby, ma c'è ancora tempo per rifarsi. Striulli ad attaccare Lussu, molto bene ancora l'esecuzione di Erika Striulli, che cerca di prendersi il terzo quarto, 47-31, più 16 ancora, e Striulli molto importante in questa fase. Mura dentro per Brunetti, fatica a completare la ricezione, viene stoppata anche da Kotnis, poi anche un accenno di frustrazione probabilmente per Federica Brunetti. Infatti ora esce ed entra Delia Gagliano. Partita difficile per lei come per tutto il San Salvatore fino a questo momento. Derby stregato per i colori gialloneri, ma la battaglia è ancora aperta. Striulli dal palleggio in mezzo alle gambe, pronto il blocco di Kotnis, che poi rolla dentro, mette a posto i piedi da 3. Striulli prendere soltanto però il primo ferro in questa conclusione dai 6,75, 3 minuti 1 secondo per l'ultimo mini intervallo. Via Saduchessa, c'era Cheleniola nuovamente per i colori rosso-blu, va a riposare Striulli, che era probabilmente nella sua fase migliore in questa partita, vuole preservarla in vista del gran finale. Federico Sciascia. Allora Cicic, un'occhiata al post basso di Gagliano, non riceve l'Algherese, c'è invece Lussu che va ancora da Cicic, finta la partenza in palleggio, poi da dentro un pallone difficile per Gagliano, trova il varco là sotto. Gagliano fermata con la stoppata da Kotnis, ma stoppata irregolare secondo gli arbitri, dunque ci saranno liberi per Delia Gagliano. Non benissimo nel primo tempo, ma non ci sono state protagoniste importanti fin qui per il San Salvatore. Nuovamente sul meno 16, 47-31, Gagliano riesce a rosicchiare questo punticino con il primo libero a segno. Anche lei è un ex, peraltro Gagliano ha giocato al Cus in una stagione in Serie A1 che non la vide in campo in tante occasioni perché fu vittima di un brutto infortunio al ginocchio. Manfred da sotto segna il San Salvatore, prova
prova faticosamente insomma a trovare la lucidità, l'energia, l'entusiasmo per mettere in discussione questo derby. 47-34. Caldaro, ancora zona per il San Salvatore, Kotnis dentro, molto bene per Caldaro, grande attacco alla zona per il Kus. In questo momento non sbanda la squadra di Staiko, la squadra di Sciascia, che va anzi a recuperare un altro pallone, fallo speso da Lussu su Niola. Lussana per Ridolfi, mette il pallone per terra, penetrazione centrale, Caldaro sbaglia, rimbalzo difensivo per Gagliano. Il San Salvatore nella metà campo d'attacco con Lussu, Manfred è pronta per bloccare, riceve anzi il pallone. Sulle sue tracce c'è Caldaro, il taglio sotto di Cicic, rapidissime qui le mani di Ridolfi. Ci riprova il San Salvatore, penetrazione di Gagliano, movimento abbastanza lento per mettere in difficoltà la difesa, ma ottiene quantomeno la rimessa dal fondo la giocatrice ex Mercedes. Ci sono soltanto 2 secondi per il tiro del San Salvatore, vedremo quale sarà la soluzione adottata dalle giallonere. Sotto di 15, 49-34, Gagliano si deve affrettare, il tiro è sbilenco e termina sul secondo ferro. Niola con calma a rimbalzo può dare avvio a questa trama d'attacco per il Kus, sempre zona per il San Salvatore, intercetta con un piede Mura. Rimesso in gioco il pallone, schema testa per Lussana, Ridolfi, quindi Kotnis, pallone sporcato e recuperato da Manfred, Cicic e Lussu poi fanno fatica ad arrivare su questo pallone, un po' a metà strada, poi Niola va a commettere il fallo a 1 minuto e 2 secondi dal termine del terzo quarto. C'è il bonus e dunque ci sono liberi per il San Salvatore Selagius, con il capitano Anna Lussu, pure lei non è riuscita a trascinare la squadra come invece aveva fatto nel corso della partita contro Campobasso. Un libero realizzato, va dentro anche il secondo. 49-35. Quando siamo, come detto, nelle battute conclusive nel terzo periodo. Niola in angolo, Kotnis si ragiona sempre contro la zona in varie parentesi. Il Kus ha fatto molto bene da questo punto di vista. Lussana un passo dal potenziale gioco da 3 punti, grande convinzione in tutte le giocatrici di casa in questa partita. E allora l'ex Fassi Albino in lunetta, sua prima stagione al Kus, il primo libero sbagliato, un pizzico di sfortuna per lei. Lussana 4 punti finora in questa partita, va dentro il secondo, siamo sul 50-36 per il Kus Cagliari. 43 secondi al termine del terzo quarto. Lussu dal palleggio, si sbraccia Manfred, il pallone non arriva in post. Gagliano lascia il consegnato nelle mani di Mura, ma anche questo attacco è di scarsa qualità per il San Salvatore. Ne nasce comunque una buona tripla per Lussu, che aveva metri e metri di spazio, dai 6,75 non è riuscita a mettere il tiro. 18 secondi, il Kus può andare fino in fondo con questo possesso. Lussana per Caldaro dall'angolo, dentro ancora Eugenia Caldaro. 52-36. 5 secondi per il San Salvatore per provare a chiudere il terzo quarto con un po' di entusiasmo. Ci riesce Lussu in penetrazione centrale. 52-38 al 30°, altra pausa per noi, poi ancora in diretta da Sa Duchessa.
Ultimo quarto che sta per avere inizio a Saduchessa. Lussu, Mura, Arioli, Gagliano, Manfrè per le ospiti, Caldaro, Cotnis, Lussana, Niola, Striulli invece per il CUS. Un'occhiata alle statistiche dopo il terzo quarto: 15 personali per Caldaro, che è salita prepotentemente in cattedra, miglior marcatrice della partita davanti a Giorgia Manfrè. Dall'altra parte 12 punti e 11 rimbalzi, dunque doppia per la giocatrice siciliana, la migliore di un San Salvatore abbastanza sonnolento in questa partita. Vedremo se riusciranno a rifarsi queste largine nel corso degli ultimi 10 minuti di gioco. Andiamo a consultare anche il dato dei rimbalzi complessivi: 31 per il San Salvatore, 22 per il CUS. E questo è un dato che probabilmente ci attendevamo anche alla vigilia, vista la differente conformazione di queste due squadre. E poi le palle perse per il San Salvatore sono 20, davvero troppe, la metà per il CUS, 10. Intanto il tiro dalla media, segno Arioli, il San Salvatore che comunque ha chiuso il terzo quarto abbastanza bene con il canestro in penetrazione centrale sulla sirena di Anna Lussu. Vediamo se riesce ad aver seguito questo buon momento nel gioco a due tra Niola e Caldaro, che poi taglia verso canestro. Il pallone sporcato, intercettato da Lussu, contropiede San Salvatore. Gagliano non riesce ad affondare, allora si ragiona sempre con Lussu, mette il pallone per terra, poi chiude il palleggio Manfrè, circolazione sul perimetro. Arioli, battuta Lussana anche grazie all'ausilio del blocco di Manfrè. Errore con rimbalzo difensivo quanto mai prezioso per il CUS a opera di Rachele Niola. 8:52, Niola con il pallone in mano, 12 punti di vantaggio per il CUS sul 52-40. Fallo ancora di Lussu probabilmente. Un'occhiata alla situazione falli del capitano del San Salvatore, terzo personale. E allora vediamo se Staico richiama in panchina per preservarla un po' in vista del finale. Per il momento non c'è nessuna sostituzione. Lussana, Caldaro, il taglio verso canestro. Lussana vuole fare tutto da sola, grande coraggio per Lussana, qui chiede addirittura un fallo antisportivo. Non sembrava sinceramente che ci fossero gli estremi per questo tipo di sanzione. C'è tutto invece ovviamente il fallo per 2 tiri liberi a beneficio di Chiara Lussana. Primo libero sbagliato per Lussana, con 5 punti finora nella sua partita, 1 su 2 ai liberi. Dentro il secondo per il più 13, 53-40. Arioli per Delia Gagliano, mette il pallone per terra per battere Cotnis, sbaglia il tiro ma c'è il rimbalzo d'attacco, premiata la caparbietà di Delia Gagliano. Qui va a segno per il meno 11, 53-42. Rachele Niola ad attaccare Mura in ritardo con lo scivolamento difensivo sul primo passo della giocatrice avversaria. Rimessa in attacco per Niola, 12 secondi per il tiro del CUS Cagliari. Striulli accoppiata con Lussu, c'è Cotnis, cerca una soluzione contro la difesa di Manfrè, arriva una mano da dietro e quella di Cinzia Arioli, pescata con il fallo, anzi probabilmente il fallo è di Manfrè. C'è l'uscita della giocatrice siciliana, secondo personale, e Brunetti nuovamente in campo. Brunetti uscita, un po' stizzita nel corso del terzo periodo, non ovviamente verso il suo allenatore ma verso la coppia arbitrale. Anche un accenno di nervosismo per lei, un po' di frustrazione perché non è riuscita finora a prendersi la partita come avrebbe voluto. Vediamo se riesce a dare un apporto positivo in questo ultimo periodo. Non c'è tempo per
da perdere per il San Salvatore, che qui però perde un pallone sanguinosissimo. Perdonata la squadra di Stajko, o meglio graziata con l'errore da sotto da parte di Lussana. Lussu in penetrazione da destra, un tiro difficile, sbagliato, rimbalzo di Kotnis e Striulli che ora prova ad accelerare a tutta birra. Striulli dall'altra parte a correre in transizione, linea di fondo molto ben presa da Lussana, sporcato il pallone e rimessa dal fondo per il Cus Cagliari. 7 minuti 37 secondi al termine della partita. Un cambio per il Cus, un altro per il San Salvatore. Fuori Mura, dentro Stoichkova, dall'altra parte fuori Lussana, dentro Ridolfi. Rimessa dal fondo per Striulli, c'è Kotnis, il movimento l'aprirsi di Rachele Niola. Dall'altra parte c'è Striulli, linea di fondo, palla per Kotnis, il semigancio sbagliato e rimbalzo difensivo per Stoichkova. Ora il San Salvatore che cerca un po' di alzare il ritmo, ma poi deve accontentarsi dell'attacco a difesa schierata. Lussu fa vedere, riceve Stoichkova, Arioli si allontana Brunetti, Gagliano si avvicina invece per bloccare in penetrazione. Il tentativo di Arioli va a prendersi il fallo per 2 tiri liberi. Il Cus raramente concede dei tiri facili e, a prescindere da come andrà, sarà senz'altro felice della propria difesa. Federico Sciascia, primo libero a segno per Arioli. 55-43 per il Cus. Arioli ancora col secondo libero a segno, firma il -11. 55-44 come detto, mentre il Cus è dall'altra parte. Ridolfi, movimento di Niola, c'è Striulli oltre l'arco, palla sparata subito sotto, molto bene per Kotnis che però difetta di precisione con il tiro appoggiato al vetro, ma era un altro attacco competente questo per il Cus Cagliari. Schema testa per Arioli, va in penetrazione, allunga una mano sul pallone Niola, trovando però anche il polso dell'avversaria. Arioli che cerca di andare a prendersi la partita, come detto non c'è tempo da perdere, allora prova a caricarsi la squadra sulle spalle. La giocatrice di origine milanese ancora in lunetta, qui un errore per Arioli. Cerca la concentrazione per la seconda esecuzione. Arioli 0 su 2, del tutto inusuale per Arioli, abbastanza scontenta ovviamente non solo dei liberi ma anche della sua prestazione. Immaginiamo in generale. Intanto seconda infrazione di 8 secondi in questa partita commessa da Erika Striulli e prova ad approfittarne il San Salvatore, sotto di 11 come detto. San Salvatore che può tornare dopo un'eternità in singola cifra di svantaggio, vediamo se ci riesce. Arioli 3 secondi soltanto per il tiro, la preghiera di Arioli che si stampa praticamente sul tabellone, nulla di fatto. Time out Stajko, perché il San Salvatore proprio non riesce a trovare dei tiri facili. Questa situazione sta cercando di rosicchiare andando dentro in penetrazione, attaccandogli 1 contro 1 e prendendo dei falli che stanno arrivando, ma non può essere questa l'unica arma a cui affidarsi per provare a invertire la tendenza in un derby. Finora di marca Cus in maniera del tutto meritata, ripetiamo 55-44 per Striulli e compagne, che pure devono fare a meno, lo ricordiamo, in questa partita di una giocatrice determinante come Silvia Favento, vittima di un brutto infortunio, una frattura alla costola incassata in quella di Orvieto, e allora per almeno un mese dovrà stare ferma. Favento sarebbe stata preziosa per provare un po' a contrastare sotto le planche soprattutto Giorgia Manfrè, di qui la giocatrice che ha fatto più male al Cus.
Riprende il gioco con la rimessa dal fondo per Niola, si smarca e riceve Ridolfi, consegnato il pallone nelle mani di Erika Striulli, quindi Niola, Striulli di pessima qualità, il passaggio di Niola praticamente sui piedi di Striulli, il San Salvatore prende il piazzato ancora con errore per Arioli, si poteva magari scegliere un'altra soluzione in avvicinamento a canestro. Kotnis, Niola mette il pallone per terra, poi mette la retromarcia contro Gagliano, vediamo se l'attacca dal palleggio, tende il blocco di Caldaro, la stoppata di Brunetti che è andata con il blitz qui, quanto mai produttivo, non riesce ad affondare, dall'altra parte mantiene comunque il possesso, ribalta il lato, Gagliano, Stoichkova, il pallone le viene sottratto però da Ridolfi, ancora molta più energia per il Cus che ora si prende questo tiro da 2 punti con Niola a rimbalzo, Kotnis contro Brunetti, l'ultimo tocco è della giocatrice polacca e allora rimessa dal fondo per il San Salvatore. Differenza di energia che è stata evidente praticamente per tutto l'arco della partita, a eccezione forse dei primissimi possessi, e punteggio sul tabellone che non si muove ormai da lungo tempo, siamo sempre sul più 11, Cus 55-44, sta per tornare Denise Pinna, Lussu, Brunetti, si cerca un varco ma il Cus difende veramente benissimo e poi qui lancia Kotnis dall'altra parte, manda a vuoto Stoichkova, bel canestro per Aneta Kotnis. Non era semplicissimo in quella situazione tenere sotto controllo il posizionamento dei piedi, lo ha fatto bene Kotnis a regalare qui il più 13 e vedete ancora una giocata difensiva che è l'emblema a mio giudizio di tutta la partita, una linea di passaggio pigra e subito sporcata con grande aggressività da parte di Erika Striulli. Fuori Arioli, ha provato, come sottolineato, a prendersi un po' la squadra sulle spalle ma non ci è riuscita fino a questo momento. 4:34 al termine, il San Salvatore comunque ci prova con Lussu, chiede il pallone, lo ottiene Denise Pinna, si apre Stoichkova, c'è Gagliano che qui taglia dentro, bella esecuzione qui da parte di Gagliano, bella lettura anche di Denise Pinna, era pronta a bloccare, Gagliano poi ha tagliato improvvisamente verso canestro sorprendendo la sua marcatrice, guadagnando un vantaggio che è stato attaccato bene. Dall'altra parte Striulli, fuori Kotnis dall'angolo lungo, e si rimane sempre sul più 11, una situazione che non consente al Cus di chiudere ancora una partita fin qui ben condotta. Il San Salvatore che dal canto proprio invece non riesce ad affondare il colpo, non riesce a trovare tiri puliti, nemmeno qui c'era una linea di passaggio stavolta sotto canestro, alle mani in difesa cussina sono arrivate anche lì. Pinna per Lussu, sta scadendo il cronometro dei 24, anzi è scaduto, mentre il duello tra Brunetti e Kotnis si fa sempre più fisico. Abbiamo cercato di carpire qualche indicazione dalla panchina di Federico Sciascia per questo attacco del Cus. Da tempo il San Salvatore è tornato a uomo, non ha avuto, salvo qualche frangente, le risposte che avrebbe voluto dalla zona. E allora c'è l'errore da parte di Striulli, ma ancora Caldaro a lavorare bene, a rimbalzo offensivo, ed è stata probabilmente la principale protagonista del secondo tempo, Eugenia Caldaro. Qui il pallone ottenuto da Kotnis che si prende anche il fallo, 2 liberi per Aneta Kotnis, eppure qui un viaggio in lunetta garantito dalla maggior reattività. 3:10 alla conclusione, Kotnis per restituire al Cus le 13 lunghezze di vantaggio. Segnato il primo da parte della giocatrice polacca, osserva
Staiko, eccolo qui il più 13 Kus sul 59-46. Pinna per Gagliano, quindi Anna Lussu, accoppiata con Striulli. Pinna qui esagera, allora arriva il blitz di Caldaro che fa suo il pallone e va a depositare il canestro del più 15. 61-46. Il San Salvatore continua a litigare col canestro. Kotnis strappa via il pallone contro Stoichkova, che poi protesta ma deve stare attenta a un passo al fallo tecnico. Tornerà Cicic, sta provando in tutti i modi, ripetiamo, a pescare un briciolo di energia, un po' di risposte positive dalla sua squadra. Staiko sta mulinando la panchina, sta mischiando le carte, ma ancora le risposte latitano. Non manca mai invece l'apporto difensivo soprattutto del Kus, che poi si guadagna ancora dei falli, il bonus speso da tempo dal San Salvatore. Allora altri due liberi, 63-46, ed è ancora Kotnis la protagonista. Siamo sul più 17 ora. Lussu, movimento di Brunetti, palleggio, arresto e tiro sul secondo ferro. Cicic al rimbalzo riesce solo a toccare, ancora Neta Kotnis. Striulli per Rachele Niola, 2 minuti e spiccioli alla conclusione della partita. Il Kus ha il derby in mano e ha l'opportunità di agganciare in classifica il San Salvatore. Fuori Niola, dentro Lussana. La scelta del San Salvatore è quella di sfidare un po' dalla lunetta questi ultimi 2 minuti il Kus. Striulli allora con il primo assegno con grande freddezza. Dentro anche il secondo, più 19. Cicic, anticipo ancora per Caldaro, ne ha di più il Kus. Caldaro da sotto, a segno, a chiudere e a scrivere la parola fine sul derby. 67-46. Davvero grandissima abnegazione anche per la squadra guidata da Federico Sciascia e Andrea Ghiani. Non ci sono stati praticamente mai dei passaggi a vuoto dopo quello strappo da 16 pari a 24-16 nel parziale di 8-0. Il Kus ha sempre mantenuto saldamente in mano le redini della partita. Ci sono stati alcuni momenti in cui San Salvatore è riuscito a far capolino sul meno 11, sul meno 12, ma non ha mai impensierito più di tanto le rivali. E il segreto di questa prestazione maiuscola del Kus sta tutto, a mio giudizio, nella difesa. Un grande spirito combattivo. San Salvatore che invece è stato sempre indietro dal punto di vista della reattività, della voglia. Non è lo stesso San Salvatore senz'altro che abbiamo visto in occasione della partita contro la Magnolia a Campobasso. Il Kus che invece, dopo il passaggio a vuoto di Orvieto, in una partita peraltro pesantemente condizionata dall'uscita di Favento, trova delle buone risposte proprio in termini di reazione emotiva alla perdita di Silvia Favento, che comunque tornerà fra un mese circa secondo le previsioni del dirigente Mauro Mannoni. Prova comunque con coraggio il San Salvatore a portare
qualche pensiero al Cus, ma non sembrano veramente esserci gli estremi per una rimonta. Striulli viene il palleggio, poi si butta a sinistra, Lussana da 3 lungo, qui Brunetti si lascia sfuggire praticamente il rimbalzo. Kotnis non vede l'ora di andare a tuffarsi per contendere anche questo possesso. Siamo entrati nell'ultimo minuto della partita e allora c'è anche spazio per le giovanissime. Una di queste è Lavinia Gaetani per il Cus Cagliari. Fuori Striulli, va così a godersi anche il meritato applauso del suo pubblico. C'è l'abbraccio con l'allenatore Federico Sciascia, con il vice Andrea Ghiani, con tutta la panchina. La prova di Striulli, che non ha avuto bisogno di fare gli straordinari, però dal punto di vista offensivo è stata una bella prestazione di squadra prima di tutto per il Cus. Qui scarico sotto per Brunetti, il San Salvatore trova tiri facili quando ormai è troppo tardi. 67-48, si attende ormai solamente la sirena finale di questo derby che sancisce la fine del 2018 per il movimento nel basket femminile isolano, quantomeno nei suoi vertici. Kotnis per Lussana, penetrazione centrale appoggiando al vetro, a segno per il più 19, 69-50, 15 secondi, va fino in fondo il Cus con Lussu che si prende il fallo. È il terzo fallo di squadra. Era in azione di tiro, però secondo gli arbitri Anna Lussu, allora liberi per il capitano del San Salvatore. Cortissimo il primo libero di Anna Lussu, ma titoli di coda su questa partita sono già passati da un pezzo. Dentro il secondo, 69-51, un pallone che Gaetani deve inseguire, lo mantiene in campo. Denise Pinna prova a contenderlo, quindi Caldaro, Lussana e poi Zucca da 2 punti. Errore, Brunetti non riesce ad arrivare sul rimbalzo. Finisce qui il derby del Cus Cagliari, che batte con merito il San Salvatore Selagius con il punteggio finale di 69-51, un derby condotto dall'inizio alla fine dalla squadra universitaria, senz'altro felice non solo per il risultato che vale, ricordiamo, l'aggancio in classifica sul San Salvatore, felice soprattutto della prestazione, senz'altro una delle migliori in questo campionato. A me non resta altro che rimandarvi ai contenuti post partita che vi proporremo poi nei prossimi giorni sulla nostra pagina Facebook Directa Sport Live TV. Ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativa a questa diretta. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata sempre su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.